Audio Jungle. Audio Jungle. Buonasera da Mayra Trevisan e benvenuti a questo spazio notizie dedicato al Friuli Venezia Giulia. L'obiettivo dell'attivazione delle 23 case di comunità è un target raggiunto. Pur nella complessità siamo riusciti a dare corpo a questo grande lavoro. Lo ha affermato l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi alla presentazione al Santa Maria della Misericordia di Udine dei dati che dimostrano l'attuazione della missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in ASUFC. Sentiamo. Parte da Udine il bilancio della concretizzazione dell'assistenza territoriale in Friuli Venezia Giulia, quali target ottenuti e su cosa c'è da lavorare. Ma intanto era un obiettivo che tutti ci dicevano che non avremmo mai raggiunto, quindi target raggiunto, e ovviamente con tutte le complessità che una rivoluzione di questo genere determina. Quindi su Udine lo presentiamo oggi, faremo le altre due aziende nel corso della settimana. Il percorso della sanità territoriale è un titolo che si è portato avanti per anni e oggi diventa realtà, nelle complessità di riuscire a dar corpo fino all'obiettivo finale, questo grande lavoro del quale io voglio davvero ringraziare tutti i protagonisti e quindi il sistema delle aziende in tutte le diverse professioni e che dovrà essere affrontato in una logica non soltanto di risposta sanitaria, quindi i prossimi passaggi gli enti locali, i sindaci, sicuramente il terzo settore, il sistema anche delle organizzazioni sindacali, tutti coloro che vorranno rendersi disponibili per alfabetizzare i percorsi delle persone, immaginando però anche quello che sta all'interno di quel DM77 che non riguarda, che non prevede soltanto la casa comunità, prevede l'ospedale della comunità, prevede le centrali operative territoriali, soprattutto prevede il 116-117 che è uno strumento che consente e sta già consentendo di avere un accesso ai bisogni dei cittadini più appropriati, meno disordinati e con maggiore efficacia. I dati relativi tra dicembre 25 e maggio 26 confermano un'elevata domanda di servizi presso gli ambulatori e cure primarie, 4.000 accessi diurni a Udine Cividale. Quale sarà adesso il lavoro anche con la medicina generale per consentire di dare concretezza a tutti i servizi? La medicina generale è sicuramente uno dei pilastri di questa vicenda, nella quale abbiamo visto nel corso di questi mesi molti provvedimenti venire avanti, fermarsi. Insomma, io considero la medicina generale, le cure primarie, sono le cure primarie che oggi determinano secondo me buona parte anche della inappropriatezza che abbiamo davanti a noi, che è il vero nemico da sconfiggere. Quindi io sono certo che anche con la medicina generale, avendo sottoscritto questo accordo, godendo di questo strumento che il governo ha varato, via via mi aspetto che potranno popolare anche queste strutture che, ripeto, rispondono a una logica di prossimità, cercando di ridurre l'inappropriatezza, consentendo alle persone nel momento in cui manifestano la preoccupazione di avere qualche cosa, di avere una risposta non lontano da dove si trovano, 7 giorni alla settimana, 24 ore al giorno. Questo sia un po' la temperatura della battaglia politica, dove tutto si dice che non funziona. Devo dire che questo è un dato strutturale però che abbiamo sempre visto, il sistema ha visto molto indietro negli anni, quindi è un po'. Però insomma, come ha detto bene il Presidente della Regione, cercheremo anche di fare un grande lavoro di alfabetizzazione, spiegando alle persone quelle che sono le cose e i problemi. Le posso dire, osservando alcuni dati non noti, che però questo trova, secondo me, forza nel riconoscimento del lavoro da parte in particolare ovviamente dei cittadini che incontrano quello che è la risposta al proprio bisogno. Quindi chi ha a che fare con il nostro sistema, se parte da un pregiudizio che il sistema non funziona, che è una cosa un po' narrata, che fa parte di questo tempo, che fa parte dei diversi strumenti di comunicazione, l'avvento dei social network, tutte queste cose, chi incontra il sistema, ovviamente il sistema non è perfetto, sicuramente può incontrare delle difficoltà, ma buona parte di coloro che hanno a che fare col nostro sistema, il sistema di questa regione, che oggi
Peraltro viene provato dagli esiti definiti non da noi, ma dalla scuola Sant'Anna e da Crea come uno dei migliori di questo paese. Questo senza perfezioni, con tutte le difficoltà, e che è un lavoro che non è finito e deve continuare. Cambiamo argomento. Con un canale contributivo che sarà aperto entro l'estate mettiamo a disposizione 14,4 milioni di euro per ristorare una parte del maggior costo del carburante sostenuto a inizio 2026 dai settori della logistica e dei trasporti e da quelle imprese del Friuli Venezia Giulia particolarmente penalizzate dall'aumento dei prezzi. Lo annuncia l'assessore alle attività produttive Sergio Emidio Bini dopo che la Giunta regionale ha approvato un'apposita delibera con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse e l'elenco dei settori economici beneficiari, individuati sulla base dei codici Ateco vigenti. Sentiamo. L'assessore ha approvato oggi il regolamento che definirà i ristori per i carburanti. Abbiamo fatto velocissimi. Ha fatto bene ad evidenziarlo, siamo stati molto veloci, abbiamo concertato di fatto questa importante misura di soccorso verso le imprese a fronte dell'aumento dei carburanti, pesante, parliamo di 14 milioni e 400 mila euro, in tempi davvero record. Quindi a brevissimo uscirà il bando, andremo a ristorare diverse categorie che di fatto lavorano in maniera prevalente con mezzi, quindi di conseguenza consumi di carburante. Quindi la Regione Friuli Venezia Giulia si è dimostrata ancora una volta molto attenta a quelle che sono le esigenze emergenze che le nostre imprese si trovano a dover affrontare, purtroppo ultimamente sempre più spesso. Le imprese rappresentano il motore della crescita economica e sociale del Friuli Venezia Giulia. Compito delle istituzioni è creare le condizioni affinché possano investire, innovare e competere. Lo hanno affermato gli assessori regionali alle attività produttive Sergio Emidio Bini e alle finanze Barbara Zilli, intervenendo a Udine, a Palazzo Torriani, alla giornata dell'associato di Confindustria Udine, alla presenza del presidente dell'associazione Luigi Pozzo. Sentiamo gli assessori. È una giornata di festa baciata dal sole, con piacere vengo a portare il mio saluto per in primis rappresentare la vicinanza della Regione verso gli imprenditori, che questa sera saranno molti, e verso un'associazione di categoria con la quale in questi anni abbiamo lavorato intensamente in maniera proficua per, cercare di superare delle difficoltà che ahimè con una certa costanza si sono manifestate. La giornata dell'associato di Confindustria Udine è un momento bellissimo per un confronto con il settore economico-industriale della nostra provincia, un'occasione per rinsaldare ancora di più il rapporto virtuoso che c'è con l'amministrazione regionale e con questa categoria. Una categoria che continua ad offrire molti elementi per la crescita del nostro territorio grazie a tante imprese innovative e grazie al ruolo di Confindustria come motore per le attività, per il sostegno ai servizi, per aprire ancora di più questo nostro territorio così pieno di competenze alle sfide internazionali. E come amministrazione regionale siamo molto soddisfatti appunto di questo rapporto virtuoso, delle sinergie che si creano, finalizzate a trovare anche nuove strategie politiche per rispondere sempre meglio in modo più tempestivo alle esigenze dell'economia regionale grazie ad un motore importantissimo come quello delle imprese friulane. La stagione 2026 del Festival Internazionale del Folklore è stata presentata in conferenza stampa. Vediamo il servizio. Il folklore mondiale sta per animare l'estate del Friuli Venezia Giulia, grazie a una serie di eventi che tra il 9 luglio e il 30 agosto animeranno varie località della regione. 5 grandi e storiche rassegne, il Festival Mondiale del Folklore Giovanile, Folklorama, il Festival Internazionale del Folklore di Aviano e Piancavallo, il Festival dei Cuori e il Festival Mondiale del Folklore Castello di Gorizia, sono pronte a coinvolgere il pubblico
palco con musiche e danze a cura di circa 700 artisti provenienti da una ventina di paesi. La stagione 2026 dei Festival internazionali del folklore è stata presentata ufficialmente nel Palazzo della Regione a Udine. A illustrare i programmi sono stati il presidente dell'Unione Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia Claudio Degano e gli organizzatori dei singoli festival, posti sotto l'egida dell'UGVFVG e sostenuti dalla Regione. Hanno presenziato all'incontro, insieme a delegazioni dei gruppi folcloristici locali, anche alcuni rappresentanti delle amministrazioni comunali coinvolte. È ben arrivata estate, molto calda, ma sarà molto più calda con l'inizio dei festival di rilevanza regionale, i 5 festival che, come potete vedere qui, incominceranno con il festival giovanile dell'Associazione Giovanile Regionale i primi di luglio, poi passeremo immediatamente a Pasian di Prato con Folklorama e finito luglio arriva l'agosto con altri 3 appuntamenti importantissimi, incominciando dal Festival di Aviano Piancavallo, per passare subito dopo al Friuli Collinare con il Festival dei Cuori e poi per finire il gran finale a Gorizia con il 53esimo Festival del Castello, con anche una puntatina transfrontaliera come anche al Festival dei Cuori che andremo anche in Slovenia. Tutto questo vedrà coinvolte più di 700 persone, 700 amici che verranno da tutto il mondo per portare sì la loro cultura, ma per apprezzare la nostra cultura. Ci saranno questi scambi che non sono solamente di tradizioni popolari, ma saranno di amicizia. Claudio Degano ha poi ribadito durante la conferenza stampa che il motto degli appuntamenti folcloristici è diversità e unità insieme. Pur mantenendo ognuno le proprie specificità consolidate, infatti i 5 storici eventi del nostro territorio uniscono interessi, visioni e proposte per offrire spettacoli di grande qualità che ottengano sempre maggior partecipazione e che nel contempo avvalorino un punto di forza del Friuli Venezia Giulia, l'ospitalità. Il saluto della Regione è stato portato dalla consigliera Lucia Buna, che ha applaudito all'impegno dei festival per la tutela delle tradizioni locali. Ad aprire il percorso giovedì 9 luglio alle 21 nella piazza della Chiesa di Pradamano sarà il Festival Mondiale del Folklore Giovanile, giunto alla 26esima edizione. Il cartellone dettagliato con luoghi, date e orari di tutti gli eventi folcloristici è consultabile sul sito di UGVFVG e sulle pagine Facebook e Instagram dell'associazione. In chiusura parliamo di pattinaggio artistico. Si è svolto con successo ad Orgnano il saggio finale della Polisportiva. Vediamo il servizio. Successo per il saggio finale della Polisportiva Orgnano, che ha animato il Palazzetto dello Sport Casa degli Atleti del Pattinaggio Artistico nel weekend dal 3 al 5 luglio, con le esibizioni dei campioni e delle giovani promesse che fanno parte della storica società che quest'anno compie 50 anni. Dai più piccoli ai più titolati, tutti i pattinatori sono scesi in pista, dimostrando il loro talento e il frutto di un anno di duro lavoro e costante allenamento. Fiore all'occhiello della Polisportiva Orgnano il piccolo gruppo Evolution, che si è confermato campione d'Italia, ha conquistato la medaglia di bronzo agli europei e parteciperà ai mondiali in Paraguay in ottobre. Non nasconde il suo orgoglio per i suoi atleti il presidente della società, Iginio Pavan. Grandi soddisfazioni anche quest'anno con il piccolo gruppo Evolution, che addirittura si è qualificato ai mondiali che si terranno in ottobre in Paraguay, campione d'Italia, mi pare medaglia di bronzo anche agli europei. Sì, anche questo è vero, e questi qui sono dei ragazzi straordinari perché 2 anni fa hanno iniziato e in 2 anni ce l'hanno fatta ad essere sia campioni italiani come e anche ad arrivare terzi ai campionati europei e classificarsi poi per andare a gareggiare, insomma, ecco, anche in Paraguay ad Asunción. Presidente, so che lei cerca sempre di sostenere questi ragazzi nel loro percorso di crescita in questo sport, ma c'è sempre bisogno anche di un sostegno economico perché sono sport molto costosi. Sì, anche su questo hai ragione, perché necessariamente è uno sport che costa
è uno sport che costa, perché ci fanno, per poter andare a fare questa tipologia di gare dobbiamo spostarci sia in Europa come anche in giro per il mondo, e certamente abbiamo tanti enti che ci stanno sostenendo, però averne qualcuno in più va sempre meglio. Molto importante il lavoro degli insegnanti e preparatori che lavorano tutto l'anno per portare gli atleti della polisportiva ad importanti livelli nelle competizioni regionali, nazionali ed internazionali. Un impegno che si traduce in risultati grazie anche al clima serio e sereno che caratterizza la società. Sì, certo, naturalmente il risultato più di spicco è sicuramente la qualificazione ai campionati europei e ai campionati del mondo che si svolgeranno in ottobre del piccolo gruppo Evolution. Però diciamo ci sono anche altri successi, cioè abbiamo veramente un numero molto grande di atleti che si sono anche avvicinati quest'anno a questo sport, bimbi piccoli che hanno iniziato a patinare, e questo ci dà tanta soddisfazione. E poi ci sono diversi atleti che hanno fatto o a breve affronteranno i campionati italiani nelle specialità di singolo e solo dance. Io so che tu ci tieni a dire che c'è la possibilità per i bambini più piccoli di provare questo sport proprio nei mesi estivi, a luglio e a settembre, per capire se questi bambini hanno piacere di cominciare uno sport che è davvero bellissimo. Sì, certo, allora anche nel mese di luglio appunto ci sarà un corso estivo adatto proprio a chi non ha mai patinato, bimbi dai 4 agli 8 anni che possono venire, provare e poi magari iscriversi a settembre. Anche a settembre i corsi sono aperti tutto l'anno e questo permette agli atleti poi di iniziare da piccoli, di crescere e poi affrontare tutte le specialità che noi abbiamo qua in società. Non nascondono il loro entusiasmo e la voglia di vincere gli atleti del piccolo gruppo Evolution che dopo un anno di grandi successi si stanno preparando con dedizione e costanza ai mondiali che si svolgeranno ad Asunción in Paraguay in ottobre. Stiamo seguendo il lavoro che abbiamo iniziato l'anno scorso e stiamo proseguendo e procedendo nel modo corretto evidentemente e niente, siamo soddisfatti dei risultati che stiamo ottenendo. Cosa vi aspettate quindi dai mondiali in Paraguay? Pensate di riuscire ad ottenere dei buoni piazzamenti? Ci speriamo ovviamente, speriamo di migliorare quello che siamo riusciti a fare l'anno scorso. Quarto posto l'anno scorso, giusto? Ma i più temibili chi sono? Sono i gruppi spagnoli che sono ovviamente molto forti e da molti anni che occupano le prime posizioni della classifica. So che avete cominciato una raccolta fondi. Sì, certamente potete trovare questo GoFundMe sulle pagine Instagram di Evolution Orgnano e nel link in bio, trovate tutto. Bene, per questa sera è tutto, grazie per averci seguito, un saluto da Mayra Trevisan, in regia Davide Nucera, buon proseguimento con i programmi di Friuli TV 24.